Un'esagerata capolista unica a punteggio pieno dopo 2 turni annichilisce all'Ensovasi di Gliacca di Piraino la polisportiva gioiosa e mette a nudo i problemi della compagine di Catalfamo, ma in partita e con parecchi interpreti al di sotto degli standard ideali. Granata di casa che si affacciano per primi dalle parti di Demiere, baluardo strepitoso, ma il contatto di Tranchita con un avversario non induce il fischietto messinese a concedere la massima punizione. Madoniti che invece al primo affondo passano grazie al fattore di giornata Marrone che combina con Velardi e fa secco D'Agati aprendo il match. Immediata la reazione dei padroni di casa, cresce bene su palla inattiva, deviazione di un calciatore geracese che per poco non beffa Demiere, costretto ad un prodigio per mantenere inviolata la propria porta. Tranchita al minuto 27 si arrende lasciando il posto a Gullà, fatale per l'ex Sant'Angiolese lo scontro ad inizio match, problemi alla spalla. Passano 3 minuti e la premiata ditta del vantaggio geracese raddoppia. Stavolta è Marrone a restituire la gentilezza a Velardi che trafigge D'Agati con la retroguardia non esente da colpo. Il Gioiosa prova a rientrare in partita e sul finire della prima frazione trova sulla sua strada l'estremo Madonita che si supera su deliziosa palla inattiva di Cerao. Capovolgimento di fronte e Marrone su assistenza di Muro buca per la terza volta la porta gioiosana realizzando la sua personale doppietta. Nella ripresa ci si aspetta la reazione dei ragazzi di Catalfamo e l'occasione per riaprire il match capita al minuto 56. Fallo di mano in aria Madonita e penalty per Truglio e compagni. Glaciale Ceraulo batte Demiere riaccendendo le speranze gioiosane. Nemmeno a dirlo, le speranze si affievoliscono 2 minuti più tardi quando da distanza proibitiva Jack Serio lascia partire il tiro che si insacca alle spalle di D'Agati facendo esultare i supporters del Geraci. Servono a poco i cambi in casa gioiosa perché il pokerissimo i ragazzi di Mirto se lo regalano al 70°. Di Pietro perde palla in mezzo al campo e Capitan Serio serve la sfera della tripletta personale a Marrone che ringrazia e si porta a casa il cuoio. Numero 11 palermitano che lascia il campo qualche minuto più tardi sotto gli scroscianti applausi dei sostenitori geracesi. La gara cala di ritmo ma la concentrazione non l'abbassa all'estremo Demiere che al minuto 84 dice di no a Biondo respingendo in corner un tiro da distanza ravvicinata. Deve ancora inchinarsi 2 minuti più tardi l'estremo di casa quando 2 neoentrati, l'uno apparecchia ad Agostino e l'altro finalizza lo Cicero ultimando il tabellino pieno zeppo di segnature. Triplice fischio e gioia per i ragazzi di Mirto, squadra con un'identità e sicura protagonista di questo torneo di promozione. Volti tesi e scoraggiati per la compagine del presidente Cultrona che dovrà riavvolgere il nastro, fare mente locale e provare a ritrovare la via maestra, in quanto la squadra vista oggi sembra lontana anni luce da quella immaginata in sede di allestimento.